il nostro corpo di ballo. Ogni volta abbiamo fatto una scaletta, naturalmente io dopo il primo ballo i patti erano voi, io vi congedo subito, invece ogni volta che entro, siccome sono bellissimo, perché bravi, io li vorrei tenere dentro sempre come ogni volta dimentico di congedarli, ma questa volta invece dovete rimanere, quindi non vi preoccupate. Bene, allora ogni anno un nuovo tema allegorico, quest'anno Silla Vaddani, Silla Cantani e noi Villi Sune. Allora, per gli ospiti non tempiesi, il significato di questo tema allegorico lo potrete ascoltare attraverso la robusta ed inconfondibile voce del grande attore e doppiatore Francesco Pannofino. Ascoltiamo. Il tema allegorico dell'odierna edizione dei Carrascialiti in Piesu evidenzia una comunità autoreferenziale, egoliferita, che induce in una compiaciuta contemplazione di sé, trascorrendo più del tempo necessario ad autocelebrarsi per dimostrare chissà cosa a chissà chi. Sagumetivi, tuonerebbe il buon senso, tanto tempio conosci tempio. E mentre loro si guardano allo specchio, si pavoneggiano, silla cantani e silla vaddani, gli attori dei Carrascialiti in Piesu, attraverso la satira e le pungenti intuizioni allegoriche, approfittano della 6 giorni carnascialesca per suonargliele. E grazie a Francesco Pannofino, a cui vorrei rivolto un applauso per aver regalato la sua voce per spiegare a tutti gli ospiti non tempiesi il significato del nostro tema allegorico. Tutto bello, tutto simpatico, però sono meglio i ballerini. Musica. Stefania, Sara, Sonia,
Emma e Rebecca, belle e brave, e il loro coreografo. Ah, Michela, ma non l'ho detto, l'ho saltato, perfetto. Dopo cammino con le ginocchia sulla ghiaia, mi ha fatto un cestino dietro al posto della pece, l'hai portata polemica per caso, ha fatto bene. Michela! Abbiamo recuperato. Non sto solo un tempo di permalosi, vi sono un carico. Angelo Carcangiu, a parte gli scherzi, il loro coreografo, colui che ha selezionato le ragazze, che ha curato i costumi, insomma ha fatto un po' tutto. Io vi farei dire due parole veloci prima di andare avanti. Prego. Grazie Alessandro, vorrei ringraziare tutto questo bel pubblico che oggi è particolarmente entusiasta e caloroso, grazie mille veramente. E vi invito a seguire quello che noi facciamo al di là di questo bellissimo carnevale che ormai ci ospita per il secondo anno di fila, e cioè i nostri spettacoli in giro per tutta la Sardegna. Potete seguirci su Angelo_Carcangiu su Instagram oppure Angelo Carcangiu su Facebook. Vi aspettiamo, ciao a tutti! Ricordate, Angelo_, ok? Grazie ragazzi, è stato veramente un piacere e un onore, grazie mille, bravissimi, complimenti. Allora, grazie alla famiglia e all'intelligenza artificiale abbiamo deciso di andare avanti con lo spettacolo, di proseguire con una marcordo di un personaggio che ha fatto la storia della nostra città e anche la storia del nostro carnevale. Ha fatto del lavoro una ragione di vita e lo ha onorato fino all'ultimo. Sto parlando, io lo accoglierei con un grosso applauso, di zio Tonino Cussetto. Buonasera a tutti. Buonasera zio Tonino. Volevo chiedere se ti piace il colore del mio abito. L'ero vigilanti, tanto meglio, vedi, ruio, completo, quando lo cuoci diventa dello colore che ti piace. Ascolta, Sì, ma chissà, è la tribuna dove non si paga? La tribuna portoghese? sì, esattamente. E tanto coate, vi sono tutti i candidati alle regionali. Ascolta. E me l'avevo una burro di carasciata. Io non credo che sia stato bene. Fai così, ascolta me. Tanto, è un bocciolo un nome di un candidato alla volta. Se la gente ridi, vuol dire che non si deve candidare. Bene. Si sta zitta, vuol dire che ti meriti che eschi un'altra volta. Se non faccio l'applauso, vuol dire che tanto non esci, beh anda. Sì, però questa cosa non la possiamo fare. Tanto io devo un libro, ascolta, anche inteso che l'assessora Luca Rasciani è rivoluzionario tutto da sola. Se la gente dice questo vuol dire... No, la gente, Inga, si la dice da sola, è scindino e la dice a tutti, si la canta, si la vada e si la suona. Zio Tonino, mi state mettendo in difficoltà. E tanto non potevo fare una denuncia. Ascolta, ma sotto rabbia spancare pure che se ne pesano. Sì, Città Italiana della Cultura 2024. Cioè... E taglio compreso, ma chi non te lo sarai in pieno, tutti sono tutti qui a conto di un comune. Ma fagli mangiare, tanto mi pensa all'Accademia di Raldino, con tutti che si carronelli di macchine di sorronelli da Unia Loco. Ma scusa, ma con chi si dirà? Non era vero spindilli in maggiorenza. Zio Tonino, è meglio cambiare argomento su tutto questo. Andiamo avanti. E quando ci dico pure che sta il tuo libro, ascolta, allora posso cantare? Basta che non sia la stessa canzone di giovedì. No, chissà era per Luca Rasciani, chissà è
fallo mettere avanti. Oh, benissimo, allora, il sanremese di Douglas Fais Pussedu, Lagami Trabatà, canta Tonino Pussedu, dirige l'orchestra l'eterno maestro Pregatino. Prego Tonino. Io si fuori, canto nel do, c'è puro blu, se ti piace di più, cambia puro colori, alla luce, allo sole. Sì, non lo vuoi black. Niente sarà di notte, già può cambiare, non comprendo perché, non la vidi marrò. Di chi sta garitai, di sicuro non sai, appuro due facci, mi paghi e te ne vai. Li bianchi sono tanti, bianca bianca non c'è, se chi dai sei, ti ci mando a fare. Sì. Lagami Trabatà, Pindalo Ble, lo che vuoi tu, non l'aglio più, hai compreso che c'è? Che c'è? Te ci mando a fare. No. Hai compreso che c'è? Ti ci mando a fare. Zio Tonino, no, va bene così, grazie. Facciamo un applauso a zio Tonino Pussedu. Intanto, Grazie a tutti.